Confisca a Nicola Ribisi, il 42enne avrebbe avuto un ruolo predominante nella riorganizzazione di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il palmese Angelo Incardona, reo confesso dell'omicidio del compaesano Calogero Saito e anche di aver esploso dei colpi contro i suoi stessi genitori. L'ASP di Agrigento, parte civile nel processo, il GUP ha dato 30 giorni di tempo alla procura per specificare meglio i capi di imputazione. Ancora a fuoco la discarica abusiva di Via Sirio ad Agrigento. A Cammarata la società Remunero restituisce il 100% della tassa sui rifiuti agli utenti virtuosi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La villa abusiva residenziale con piscina edificata a Palma di Montechiaro, 7 rapporti bancari finanziari e una minicar per un valore complessivo di circa 750.000 euro. E questo l'ammontare del maxi sequestro finalizzato alla confisca a carico del 42enne palmese Nicola Ribisi. Secondo le accuse formulate nel settembre del 2009, il 42enne condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi avrebbe avuto un ruolo predominante nella riorganizzazione di Cosa Nostra a Palma di Montechiaro. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Un sequestro patrimoniale è stato fatto dalla Questura di Agrigento su disposizione del questore Rosa Maria Raci dal Tribunale di Palermo nei confronti di Nicola Ribisi del 1980 di Palma di Montechiaro. I beni sequestrati sono 7 rapporti bancari finanziari, una minicar e una villa residenziale con annessa piscina di 250 metri quadrati e del valore di circa 750.000 euro. Lo spunto per tale sequestro è dato dal fatto che Nicola Ribisi è stato condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa e per essere stato incaricato dai vertici di Cosa Nostra di riorganizzare a Palma di Montechiaro la cellula mafiosa. Come pure altri contributi vari sono stati forniti dai collaboratori di giustizia e dalle risultanti delle recenti operazioni, una in particolare Oro Bianco del gennaio del 21 che ha visto alla sbarra numerosi mafiosi di Agrigento. Stamani la conferenza stampa del questore. È stata un'indagine assolutamente tecnica, sono le indagini patrimoniali che il personale della questura professionalmente ha sviluppato in maniera molto puntuale. Gli accertamenti sono stati acclarati in un provvedimento dell'autorità giudiziaria del Presidente del Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, dottor Malizia, e ha dato corso alle risultanze che avevamo acquisito nella nostra proposta, quindi la proposta è del questore che la trasmette al Tribunale, il Tribunale acquisite tutte le attività che ha fatto la Polizia emette il decreto di sequestro nei confronti del patrimonio o delle risultanze che sono acclarate non essere sproporzionate tra i redditi percepiti e quelli che poi in realtà sono in possesso della persona e quindi i beni vengono sequestrati da parte nostra e acquisiti al patrimonio dello Stato. Dottore De Gerolamo, non è stata un'operazione facile? Assolutamente no, perché a differenza delle indagini tradizionali, questo è un tipo di indagine che necessita di una verifica, ricostruzione di tutti quanti i flussi finanziari della persona indagata e qua siamo andati a scavare fin dal 2005 ad oggi per individuare tutte quante le sperequazioni cosiddette, cioè tra le entrate e le uscite, entrate lecite e uscite. Ecco, entrate lecite quasi niente, uscite tante per costruire questa villa che il valore è veramente notevole, come abbiamo già detto prima, quantificabile in circa 750.000 euro, con una stima minima di 750.000 euro. Un segnale forte a una famiglia, quella di Nicola Ribisi, che era stata incaricata di ricostruire la famiglia mafiosa a Palma di Montechiaro. Senz'altro un sequestro del genere, c'è una villa che sarebbe una dimora con la D maiuscola in un territorio come Palma di Montechiaro, anche per la comunità locale, oltre che per tutta quanta la provincia e per i stessi interessati, è un forte segnale che lo Stato c'è e può essere a volte un po' lento, ma poi il colpo è veramente imponente quando poi raggiunge i suoi risultati. Un segnale dal valore simbolico. Esattamente questo, dal valore simbolico, anche patrimoniale, ma più che altro il nostro fine era quello di dare proprio un segnale in quel territorio che è martoriato dalla mafia.
Questore, ecco, il fenomeno mafioso a Palma quanto incide ancora rispetto agli anni precedenti in cui c'era una lotta serrata tra le varie componenti mafiose, famiglie dei stidari, paraccari, insomma abbiamo visto anche recentemente quello che è successo a Palma con l'omicidio Saito. Sì, il territorio è fortemente inquinato dalla criminalità mafiosa, una criminalità pervicace che chiaramente imbavaglia l'economia e imbavaglia la libertà della gente di poter liberamente operare nel mercato. Ecco perché è importante l'operazione di oggi, perché si fa capire ad un territorio che è fortemente attenzionato dalle forze di polizia, dalla questura che ha lavorato e lì ha raggiunto un obiettivo di vittoria dello Stato. Lo Stato c'è, acquisiamo i beni illecitamente acquisiti, frutto di delitti e sicuramente non di lavoro onesto, e quindi appartenenza dei beni stessi e destinazione alla pubblica utilità chiaramente in quelle che sono le finalità dello Stato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Angelo Incardona, 44 anni, di Palma di Montechiaro, reconfesso dell'omicidio dell'imprenditore Calogero Saito, 65 anni. L'indagato non ha risposto alle domande del giudice Alessandro Quattrocchi. Durante il primo interrogatorio innanzi al procuratore Luigi Patronaggio, Incardona ha reso una confessione confusionaria, ancora con tanti lati oscuri. Si è riferito genericamente ad una faida tra clan mafiosi, affermando di essere contiguo alla famiglia dei Paracchi. Ai suoi genitori avrebbe sparato per punirli allorché avrebbero diffuso in paese la notizia secondo cui lui sarebbe stato prossimo a collaborare con la giustizia. L'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cataldo Ruffino, si svolgerà domani, mercoledì. I familiari di Saito hanno nominato come difensore l'avvocato Calogero Meli. 21 persone arrestate ad Adrano nell'operazione antimafia della polizia di Catania. Al centro del blitz è scattato all'alba e la famiglia mafiosa che fa capo a Cristian Lo Cicero, arrestato alcuni mesi fa dagli agenti della squadra mobile. Sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata dall'essere armata, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, detenzione ai fini di spaccio, armi e ricettazione, tentata rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, evasione e favoreggiamento penale al traffico di sostanze stupefacenti. Le investigazioni sono state confermate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La droga, secondo gli inquirenti, veniva commercializzata non solo ad Adrano ma anche nei comuni di Catania, Caltanissetta e Neragusa. Il rifornimento di marijuana avveniva tramite canali albanesi, la cui presenza è stata più volte documentata dagli inquirenti. L'acquisto di eroina invece avveniva tramite contatti a Messina. Ad Adrano le piazze di spaccio erano in contrada Zizzulli e tra le case popolari in via 4 novembre. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga ed armi. L'ormai ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha scelto e presentato in conferenza stampa il suo aspirante successore nella carica di sindaco. Si tratta di Federico Basile, 44 anni, attuale direttore generale del comune, della società dello Stretto e revisore dei conti nella precedente amministrazione presieduta dal sindaco Renato Accorinti. De Luca si è dimesso dalla carica di primo cittadino della città dello Stretto per concorrere alle prossime elezioni regionali. Il suo obiettivo è diventare il prossimo presidente della regione siciliana. Vediamo. Quando noi abbiamo partecipato al progetto di Musumeci presidente, lo abbiamo fatto con un accordo tecnico con lui. Io ero nella lista degli impresentabili, perché allora vi ricordate quelli l'uno vale uno, i sotto i capelli niente dei 5 Stelle, ve le ricordate? Allora c'erano le liste di proscrizione per coloro che avevano avuto indagini, che avevano avvisi di garanzia, vi ricordate? E 17 tra la lista degli impresentabili e in questa lista dell'antimafia dell'AB. Una mia proposta per la giunta ovviamente sarà. Poi il buon presidente Musumeci, maestro della doppia morale, ci ha messo un tiro sopra la mia testa e io scontai un famoso periodo di isolamento politico. Nessuno ovviamente si poteva avvicinare a me. Ecco perché sono grato ai messinesi, perché in quel momento maturai definitivamente la decisione di candidarmi a sindaco di Messina e i messinesi mi hanno adottato.
e io ho dato tutto me stesso in questi 3 anni e mezzo per ricambiare. In campo da mesi, ed è la conferma della necessità di un ricambio generazionale in questa terra e soprattutto di una Sicilia sopra i partiti. La mia trasversalità è notoria e ovviamente quello che è il mio consenso va al di là degli attuali schieramenti di centrodestra e centrosinistra. La mia è una candidatura di buona amministrazione. Infatti il nostro motto è Cateno De Luca sindaco di Sicilia, perché questa regione non è amministrata ormai da molti anni. Ci vuole un amministratore che ovviamente rivoluzioni la macchina burocratica, decentri e eviti che la regione continui a gestire, perché lo fa male e continua a farci perdere risorse europee e anche già su quello che è stato l'esordio sul PNRR ovviamente è stato devastante. Noi abbiamo semplicemente chiesto un atto d'amore a Musumeci, piuttosto che continuare con 9 mesi di paralisi, con una balcanizzazione del Parlamento siciliano che si accentuerà sempre più in prossimità anche della scelta dei candidati alle elezioni amministrative, soprattutto Palermo, di dimettersi immediatamente. Se non lo vuole fare, noi comunque una mozione l'abbiamo già preparata, una mozione di sfiducia, e proporremo a tutti i gruppi parlamentari di sottoscriverla ponendo una condizione. Prima facciamo velocemente un bilancio tecnico, tanto per evitare che poi si vada alle elezioni in prossimità della scadenza del 30 aprile. Oggi, dopo questa conferenza stampa, possiamo dire definitivamente che parte il progetto di De Luca sindaco di Sicilia, le sue dimissioni sono ormai notorie e irrevocabili, non si può più ritornare indietro, siamo convinti che questa sia la strada giusta da tracciare ed è chiaro che non ci fermeremo. Abbiamo già richiesto le dimissioni del presidente Musumeci, l'ho fatto io in aula la settimana scorsa, adesso abbiamo preparato, finito di ultimare una mozione di sfiducia che proporremo e sottoporremo a tutti i gruppi parlamentari per porre fine a questa stagione, per andare a votare subito e per consentire finalmente alla Sicilia di liberarsi da questa situazione di stallo e instabilità. Ed a proposito di amministrative a Messina, il consigliere del PD Felice Calabrò non intende tirarsi indietro all'ipotesi che lo vedrebbe nuovamente candidato sindaco del centro-sinistra. Vediamo. Se c'è una coalizione che individua una persona, sia esso donna, sia esso uomo, che ha le caratteristiche per affrontare la campagna elettorale, ma soprattutto per governare finalmente in maniera seria questa città, e allora ben venga. Se la coalizione tutta unita dovesse considerare il sottoscritto all'altezza di questo compito, io ci sono, altrimenti non è una mia proposizione. Dobbiamo ragionare in termini di unione, non in termini di singoli, perché la politica negli ultimi anni è stata eccessivamente personalistica e ha portato dove siamo. A me non interessa creare un nemico, proprio il tutti contro uno darebbe troppo valore all'uno, non è così. Ognuno di noi deve presentare, e ogni coalizione si deve presentare alla città rispetto a un programma, rispetto a delle idee, non rispetto a cose personalistiche, perché sennò facciamo l'errore di cui parlavo poc'anzi. Se c'è una coalizione che ha delle idee e i gruppi politici che condividono quelle idee sostengono un candidato, allora ha un senso. Il modello Draghi ha valenza in Italia in un momento molto particolare in cui l'Italia ha avuto la necessità e ha tuttora la necessità di presentarsi all'Europa in maniera credibile. Draghi è il personaggio più credibile. Non credo che a Messina ci sia questa necessità. Se poi si vuole fare il campo largo per battere qualcuno, la vedo eccessivamente riduttiva. Se si fa un campo largo perché ci sono delle idee condivise rispetto a un modo di fare politica che non è quello che ci ha contraddistinto in questi ultimi 3 anni e mezzo, è un altro ragionamento che potrebbe avere un senso. Però io sono sempre per la democrazia e per la contrapposizione rispettosa e leale, cosa che a Messina negli ultimi tempi non c'è stata. Processo la carica delle 104 scaturito dall'omonima operazione. L'ASP di Agrigento, parte civile nel processo. Il GUP ha inoltre dato 30 giorni di tempo alla Procura di Agrigento per specificare meglio 57 capi di imputazione. C'è il servizio.
Nuova udienza preliminare davanti il GUP del Tribunale di Agrigento. Giuseppe Miceli nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 47 persone coinvolte in un altro filone d'inchiesta sull'ormai nota carica delle 104. Il giudice ha dato l'ok alla costituzione di parte civile dell'ASP di Agrigento, mentre dovrà sciogliere la riserva circa ulteriori richieste pervenute dalla CISL, Nuove Ali e Codici Sicilia. Il GUP ha inoltre dato 30 giorni di tempo alla Procura di Agrigento per specificare meglio i 57 capi di imputazione ritenuti allo Stato generici ed indeterminati. Il sostituto procuratore Paolo Vetro ha chiesto il processo nei confronti di 47 persone del sistema, che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi, facendo leva sulle agevolazioni della legge 104, garantendo a chi non aveva diritto di poter usufruire, ottenendo tutti i vantaggi del caso. La prima vera inchiesta sul sistema della 104 risale al settembre 2014. La procura, allora guidata da Renato Di Natale con l'aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto procuratore Andrea Maggioni, mise gli occhi su quello che sembrava essere un ben consolidato sistema composto da medici, faccendieri e finti disabili, che faceva leva sulle agevolazioni della legge 104 e garantiva a chi non aveva diritto di poter usufruire, beneficiando quindi di tutti i vantaggi. 19 persone, compresi i medici, finirono agli arresti. Per 6 di loro venne disposta la custodia in carcere per 8 domiciliari e a 5 indagati venne imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati erano complessivamente 101. Nell'ottobre 2016 l'inchiesta si allargò, sfociando nel secondo filone, che altro non è che il seguito delle investigazioni condotte dalla Digos della Questura di Agrigento, un nuovo fascicolo d'inchiesta, naturale sviluppo dell'indagine denominata la carica delle 104. In questo caso il numero degli indagati salì a 252. Oltre 100 sono medici che operano in tutta la provincia di Agrigento e altri ancora che operano in Sicilia e su scala nazionale. Gli insegnanti indagati sono un centinaio, a loro si aggiungono bidelli, faccendieri, portaborse, semplici galoppini. Numerose perquisizioni furono effettuate dagli agenti della Digos di Agrigento, che acquisirono documentazione e fascicoli personali riguardanti 54 docenti che hanno trovato posto in scuole materne della provincia di Agrigento, usufruendo della legge 104, nonché su altro personale dipendenti di enti pubblici, tra cui INPS e ASP. Passa un anno, siamo nell'ottobre 2017 e si apre il terzo e al momento ultimo filone d'inchiesta legato alla carica delle 104. Altri 80 indagati, di cui 31 soltanto insegnanti e parenti. La Digos, agli ordini del vicequestore Patrizia Pagano, effettuò diverse perquisizioni al provveditorato degli studi di Agrigento, sequestrando alcuni certificati medici ritenuti dagli inquirenti creati ad hoc per attestare invalidità, facendo così rientrare dal nord all'agrigentino molti insegnanti. Processo al magistrato Maria Angioni, che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, sparita a Mazzara del Vallo l'1 settembre 2004. L'Angioni fu tra le prime a coordinare le indagini sul sequestro della bambina, ma è accusata di aver detto il falso ai PM a proposito dei presunti depistaggi delle indagini. I dettagli nel servizio. È andata a vuoto per l'assenza dei due testimoni citati la quarta udienza, che in tribunale a Marsala vede imputata il giudice Maria Angioni per false informazioni al PM nell'ambito delle indagini sul sequestro di Denise Pipitone. Dovevano essere ascoltati il PM Luigi Boccia, adesso a Pistoia, anche lui tra i primi, come L'Angioni, ad indagare sulla scomparsa della bambina mazzarese, ed un poliziotto, Vito Lentini. Entrambi però hanno comunicato di non poter essere presenti. Fuori dall'aula L'Angioni ha detto: soprattutto nei miei vecchi appunti e ricordi, ma anche negli atti del processo che ho letto quando sono stata autorizzata, ci sono tante cose, molte potrebbero essere completamente inutili, ma quando si inizia a fare un ragionamento nuovo può capitare che alcuni elementi che prima nessuno aveva mai preso veramente in considerazione, esattamente i tabulati di tutti quelli che erano lì, consentono di mettere a fuoco un quadro complessivo dal quale potrebbe emergere
Un nuovo spunto investigativo. Dai tabulati emergono delle stranezze. È mancato un lavoro di polizia giudiziaria, dice Langioni, e non del PM, che poi valuta. Le indagini sono state dirottate verso determinate persone, e cioè quelle poi processate: Jessica Pulizzi e Gaspare Galeb, la prima assolta nei 3 gradi di giudizio, il secondo, prima condannato per false dichiarazioni al PM e poi prescritto. Io adesso spero che qualcuno colga l'esca e vada a guardare i tabulati, e cioè la mappatura di tutti i contratti telefonici e possibilmente la localizzazione dei telefoni di tutte le persone che potrebbero aver avuto un ruolo in qualche modo nella complessa vicenda. Quello che voglio dire è che le persone responsabili di questo sequestro hanno un convincimento interiore, non solo che era giusto farlo, ma anche che non hanno fatto niente di male, perché la ragazza sta bene, sta molto bene. La ricerca a cosa ha portato? Una persona che o è Denise o è comunque una sua parente stretta, ecco, perché è molto somigliante. Ho mandato la segnalazione all'avvocato Fragitta e anche al procuratore della Repubblica di Marsala con tutti i riferimenti. Dottoressa, ma questo sì. Quando è avvenuta questa ricerca via internet? 17 anni fa o in tempi recenti? No, in tempi recenti. La ragazza è in Europa, ma è una persona benestante, è una persona con diverse sedi, diciamo, si sposta. E quanti anni avrebbe questa persona? Vederla è compatibile con un'età di Denise. O è Denise o è una sorella gemella. Un fatto di cronaca, quello di Denise Pipitone, che in effetti è ancora attanagliato da svariate domande e punti interrogativi ai quali nemmeno le certosine indagini e le attente inchieste sono ancora riusciti a rispondere. Ultimamente, proprio per il protrarsi della vicenda, in Parlamento è anche stata istituita una commissione d'inchiesta. A metà dello scorso gennaio, infatti, è arrivata la conferma per il testo che Piera Maggio, la madre della piccola, ha considerato come una sorta di nuova speranza. Così l'onorevole Giuseppe Brescia in quell'occasione ha voluto rendere pubblico questo passaggio fondamentale, persino tramite il proprio profilo personale di Facebook. Perché la mia idea è che qui ci sia una vendetta che consiste nel fatto che la bambina non è stata uccisa, ma viene tolta alla madre per sempre. Brucia discarica abusiva vicino al mercato ortofrutticolo al villaggio Mosè, quartiere di Agrigento. I residenti si trovano a fare conti con una situazione davvero emergenziale e pericolosa per la salute. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continua a far parlare di sé la via Sirio, strada nota nei pressi del villaggio Mosè che porta alla struttura del mercato ortofrutticolo. In un eloquente video inviateci da un utente si mostra come la strada dietro viene presa sempre come discarica abusiva, i rifiuti vengono messi a bruciare durante la notte, inutili sono stati negli anni le attenzioni e le sorveglianze che detta strada è stata interessata, diverse amministrazioni l'hanno attenzionata ripulendola tantissime volte e prendendo misure in merito abbastanza forti, ma la strada continua a essere una discarica preferita dalle persone che vi buttano la qualunque tipo di rifiuti, come si vede dalle immagini, tanti i residui che vengono accumulati in zona, c'è di tutto, cassette di legno vuote, pedane di legno, puntualmente ogni ventina di giorni viene dato fuoco, ovviamente giriamo la presente a chi di competenza affinché fattivamente venga fatta qualcosa, oltre alle solite conferenze stampa di annunci di programmi bellissimi sulla carta che sono esemplari, ma all'atto pratico fruttano ben poco, una maggiore attenzione e sorveglianza di quelle zone ad alto rischio da parte delle forze deputate, a farlo non sarebbe male. Cammarata è il primo comune della provincia di Agrigento ad aderire al protocollo d'intesa con la società Remunero, che garantisce agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti la restituzione pari al 100% di quanto dovuto annualmente per la tassa sui rifiuti, versato da tutti gli utenti, sia famiglie che imprese. Per ottenere la restituzione della Tari basta rispettare 3 parametri: essere in regola con il pagamento del tributo, avere conferito correttamente i rifiuti, non ricevere multe di carattere ambientale. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che non comporta oneri per le amministrazioni comunali e prevede l'assoluto rispetto della privacy e dei dati personali. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, commenta: l'ambizioso progetto di Remunero che abbiamo deciso di mettere in atto per il comune di Cammarata è uno strumento che farà da volano per l'economia territoriale delle famiglie, favorendo l'economia circolare. Un progetto che permetterà anche nei prossimi anni di ottenere
ottenere risultati importanti nel recupero dell'evasione del tributo. Un appuntamento tematico che ha coinvolto tutte le scuole di Favara, chiamate oggi a ricordare un loro celebre concittadino, Giuseppe Marrone, che durante il periodo fascista e l'occupazione nazista rilasciò centinaia di documenti di identità falsi a ebrei e antifascisti, permettendo loro di salvarsi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'importante giornata, un momento intenso che ricorda una figura storica di Favara, Marrone. Oggi all'Istituto King se ne parla. Sì, nell'ambito delle attività previste dal PTOF, della nostra istituzione scolastica, oggi dedichiamo uno spazio dovuto ad un eroe di Favara, Calogero Marrone, che ha permesso e ha salvato tante vite umane. È chiaro che la scuola deve rispondere alle esigenze del territorio, si apre alle associazioni che ne fanno richiesta e cerchiamo di fare oggi una lezione alternativa. I nostri ragazzi dopo alle ore 12 pure si recheranno presso il monumento che ricorda il giusto Calogero Marrone e celebreranno un momento importante. Ecco, parliamo con Rosario Manganella, che è un po' il motore trainante di tutta questa iniziativa, per anche far conoscere negli anni quello che ha fatto Marrone. Sì, in effetti da 7 anni a questa parte, ormai dopo la costituzione dell'Istituto Studio e Ricerca Calogero Marrone, abbiamo cercato di rendere noto nella nostra città un personaggio così importante, una persona che ha sacrificato la propria vita pur di salvare centinaia e centinaia di ebrei antifascisti, non ne preoccupandosi della sua vita, perché riteneva più giusto salvare tante persone. Lo ha fatto con coraggio, con senso di abnegazione, sapendo durante il periodo nazifascista i pericoli che correva, e malgrado ciò ha preferito continuare in questa direzione, anche quando venne a sapere da un prete che stavano per arrestarlo. Calogero Marrone non si tirò indietro, aspettò i suoi carnefici, li aspettò a casa, infatti lo hanno prelevato, lo hanno portato prima in alcune prigioni italiane, poi alla fine nel campo di sterminio di Dachau, dove appunto morì il 15 febbraio del 1945. Oggi, nel 77° anniversario della sua morte, lo stiamo ricordando con tutte le scuole della nostra città, e vorrei ringraziare tutti i dirigenti scolastici, i docenti referenti, i ragazzi che hanno lavorato con intensità e senso di abnegazione in questo periodo un poco delicato anche dell'attività didattica delle scuole in generale italiane, ma soprattutto della nostra città. Noi lavoreremo ancora in questa direzione, avremo un altro appuntamento per la giornata dei giusti, che è il 6 del mese entrante, e faremo un altro momento di riflessione su Calogero Marrone. Un momento importante oggi, ricordare Marrone favarese, che purtroppo è morto prematuramente in una situazione brutta. Sì, assolutamente sì, perché Marrone che per alcuni anni è stato sconosciuto, non si conosceva la sua storia, e che però un giornalista di Varese che ha scritto un libro l'ha fatta rinascere, e da alcuni anni stiamo facendo in modo che Calogero Marrone fosse giustamente riconosciuto per quello che ha fatto per la nostra libertà. Ritengo che momenti come questi e uomini come questi, che mettono a repentaglio e poi alla fine mettono in conto la fine della propria vita per salvare gli altri, credo che non ci siano metodi e modi per non poterlo ricordare. Dobbiamo ricordarcelo tutti per la nostra libertà che oggi godiamo e che dobbiamo difendere ogni giorno, perché qualcuno ci tenderà a toglierla. Presidente dell'ANPI, ecco, un'attività continua nel ricordare certe personalità, tra cui oggi Marrone. Sì, noi stiamo facendo un lavoro, facciamo in ogni giorno, portiamo nelle
nelle scuole, perché soprattutto a loro viene diretto il nostro discorso. Oggi parliamo di Marrone, qui a Favara se ne parla spesso, ne parliamo con tutte le scuole che sono collegate nell'anniversario della sua morte. Marrone è morto di tifo a Dachau, però è morto a Dachau, ucciso dai nazisti, è uno dei martiri, uno di coloro che hanno costruito la democrazia italiana, nella parte migliore della democrazia cristiana, che hanno preparato la Costituzione che mette alla pari tutti gli uomini e mette al bando il razzismo. E per questo ne parliamo, come vorremmo parlare di tutti gli altri, per una storia che vada recuperata e perché non siano dimenticate le stragi, le violenze, le persecuzioni, il confino, i lager, perché il fascismo e il nazismo questo hanno portato ed è quello che deve entrare nella coscienza della gente. I giovani debbono rifiutare. Per questo l'ANPI svolge questa grande iniziativa e per questo la facciamo nelle scuole. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Si scatena lo scontro politico su 2 progetti dei parchi eolici in Sicilia, nelle isole Egadi. Vediamo. Una risoluzione che impegna il governo Musumeci ad esprimere pareri contrari a 2 parchi eolici previsti nelle isole Egadi sarà esaminata dalla Commissione Cultura dell'ERS. Dell'argomento se ne è discusso in una riunione congiunta delle Commissioni Cultura, Attività Produttive e Cultura dell'Assemblea siciliana. A porre il tema è stato il deputato del PD Nello Di Pasquale a fianco dei sindaci nella battaglia contro i 2 impianti. Il primo progetto della società SEAS Med SRL prevede la realizzazione di un parco eolico offshore di tipo floating composto da 25 turbine ciascuna della potenza di 10 MW per un totale di 200 MW. Il secondo della Renexia SPA è un parco offshore di tipo galleggiante costituito da 190 aerogeneratori della potenza di 14,7 MW. Nella risoluzione si sottolinea che il canale di Sicilia costituisce sito di rilevante interesse archeologico per la quantità e varietà di reperti sommersi e che già nella passata legislatura la Regione ha espresso netta contrarietà agli impianti eolici offshore al largo delle proprie coste. In più si ricorda che molti sindaci della fascia costiera hanno già espresso preoccupazione sulle possibili ricadute negative della realizzazione di impianti a ovest delle isole Egadi sulla navigabilità, la marineria e l'ambiente. Inoltre il sito in cui potrebbero sorgere i parchi eolici copre l'area del Banco Scherchi e del Banco Talbot, formazioni rocciose sottomarine che nel corso dei secoli hanno causato l'inabissamento di navi e custodiscono tra le altre la vestigia di imbarcazioni risalenti all'epoca degli scambi con l'antica Cartagine. Sulla questione interviene Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Dice Zanna: invieremo una lettera ai componenti delle commissioni attività produttive e beni culturali dell'ARS per chiedergli di non approvare la risoluzione che impegnerebbe il governo Musumeci a esprimere pareri contrari a 2 parchi eolici previsti nelle isole Egadi. Ai deputati, ai quali invieremo anche la nota congiunta di Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia sull'eolico offshore galleggiante, chiediamo di organizzare al più presto un dibattito pubblico sulla decarbonizzazione della Sicilia. Gli interlocutori coinvolti nel progetto del parco eolico offshore al largo delle coste trapanesi vengano all'ARS. Vogliamo vederci chiaro. Anche in questo caso però è mancata la necessaria concertazione e programmazione con il territorio da parte del presidente della regione. Lo dichiarano i deputati regionali Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro e Stefania Campo, che hanno chiesto a breve scadenza l'audizione degli attori coinvolti in commissione quinta. È chiaro che così non funziona, siamo assolutamente concordi alle rinnovabili e pronti ad ascoltare le aziende e le loro argomentazioni, ma Musumeci deve concentrare gli interventi con la
popolazione, concludono ancora i deputati. Non posso che confermare la mia condivisione delle perplessità già espresse dai sindaci del comprensorio, nonché dalla soprintendenza del mare, dalle associazioni del comparto ittico rispetto a questo megaprogetto di parco eolico offshore. Dichiara invece Valentina Palmeri. Tentare di indorare la pillola funesta di ben 190 pale galleggianti da piazzare nel mare delle Egadi a pochi chilometri da una delle coste più belle al mondo, con la promessa di migliaia di fantomatici posti di lavoro, è una operazione di marketing non solo deprecabile ma assurda, visti i numeri mirabolanti di cui si favoleggia. Ed insiste, altrettanto inutile ricordare i gravi danni che questo parco eolico potrebbe apportare all'economia locale, visto che ricadrebbe in prossimità di mari pescosissimi. L'Akragas pareggia in casa contro il Marsala penultimo, la vetta ora è distante 10 punti. Carmelo Lentini. Contro il Marsala dei ragazzini ci si attendeva una prestazione importante per la conquista dei 3 punti in palio. Invece ne è uscito fuori uno scialbo pareggio che è servito più alla compagine betana, che sta lottando per non essere estromesso dalla zona play-out, che allo stesso Akragas. Infatti i punti di distacco dal Canicattì sono 10, mentre dal Don Carlo Misilmeri ben 5. Non vorremmo essere nei panni del neotecnico Nicola Terranova, che certamente non ha la bacchetta magica per risolvere di botto tutti i mali della squadra. L'Akragas mentalmente non c'è stata e molti giocatori sembravano imbarazzati e privi di idee. L'atavico problema che affligge la prima linea d'attacco, per ciò che si è visto, è rimasto e come. Contro il Marsala i tiri effettuati verso la porta avversaria si contano sulle dita di una mano. Al fischio finale dell'arbitro si è elevata una bordata di fischi e gli ultras hanno chiamato a gran voce la squadra, che si è recata poi sotto la curva sud. Un lungo colloquio di oltre mezz'ora, fatto in modo civile, ma che servirà a caricare le batterie di una squadra mentalmente provata. Se dovesse terminare oggi il campionato, in virtù della regola dei 10 punti di distacco dalla capolista, l'Akragas sarebbe fuori dai play-off, mentre il solo Don Carlo Misilmeri andrebbe direttamente in finale. Intanto la società ha chiamato tutti i calciatori al rapporto, invitandoli ad un impegno maggiore, un summit duro e chiarificatore. Ma non c'è il tempo per riordinare le idee, che domani, mercoledì, si scende in campo a Mazara per il turno infrasettimanale e valevole per la 20ª giornata. Basteranno 3 giorni per ricaricare le batterie? Inutile nascondersi, per riprendere quota occorrerà vincere a tutti i costi e ci vuole una squadra compatta, combattiva e concentrata al massimo. Non si dimentichi che con la compagine mazzarese giocano 2 ex appena andati via, Costantino e Punzi, e di questo match si conosce il nome dell'arbitro, che arriva da Forlì. Si tratta di Francesco Poggi, il quale verrà assistito da Roberto Cracchiolo di Palermo e Francesco Camarda di Trapani. Domenica prossima poi si ritorna all'Esseneto per affrontare il Monreale. Comunque queste sono le altre gare in programma: Cus Palermo, Don Carlo Misilmeri, Castellammare Canicattì, Casteltermini Mazzarese, Marsala Enna, Mazzara Akragas, Monreale Parmonval, Oratorio Marineo Unitas Sciacca, Profavara Nissa. Eccellenza, parliamo di Profavara che si sta preparando ad affrontare la Nissa. Carmelo Lentini. Striscia positiva della Profavara, che dura da ben 9 giornate. Domani, nell'infrasettimanale, gioca in casa contro la Nissa. Intervista con il direttore sportivo Tino Longo. Sì, buonasera. Abbiamo fatto un percorso che ci eravamo un po' prefissati all'inizio, perché sapevamo che avevamo una squadra che poteva regalarci qualche soddisfazione. No, devo essere sincero, non mi aspettavo di arrivare in questa zona playoff, perché la strada che avevamo percorso con la società era di fare un buon campionato quest'anno, che poteva essere un po' da ponte a quello che erano i progetti nei prossimi anni. E quindi devo dire che si è fatto un buon lavoro con tutto lo staff, insieme alla società, che è importante, e i ragazzi stanno corrispondendo e stanno dando delle grandi soddisfazioni. Il Profavara, un dato è sicuro, è la rivelazione del campionato.
Penso proprio di sì, visto i risultati che stiamo facendo, perché siamo in posizione, diciamo, in classifica, che abbiamo preso molti punti alle squadre che ci stavano sopra e oltretutto abbiamo giocato anche molte volte rimaneggiati, perché abbiamo avuto spesso e volentieri 3 infortunati squalificati, anche con il Covid abbiamo perso dei giocatori importanti e quindi posso dire che tutti i ragazzi corrispondono, tutti, anche se qualcuno è assente, quelli che entrano stanno facendo la differenza. Un appello ai tifosi per seguire la squadra anche se c'è il turno infrasettimanale mercoledì. Io spero che mercoledì ci sia tanta gente, ma più che altro per i ragazzi, perché se lo meritano per quello che stanno facendo, sono professionisti, qua c'è gente che vive di calcio, quindi per loro sarebbe un buon premio, a prescindere di quello che può succedere durante tutto il campionato. I ragazzi meritano veramente delle soddisfazioni anche, ma comunque in ogni caso questa tifoseria ha fatto vedere cosa sa fare, quindi credo che ci sarà molta gente mercoledì. La città di Ancona lo scorso fine settimana ha ospitato i campionati italiani indoor over 35. Vince la gara del lancio del giavellotto femminile Giusy Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, che in una difficile gara conquista la medaglia d'oro e il suo 12° titolo di campionessa italiana. Da sottolineare inoltre che Giusy Parolino durante la manifestazione di Ancona riceve la prestigiosa targa d'argento dell'UNVS sezione A Calvesi relativa al titolo di campionessa italiana nel lancio del giavellotto per l'anno 2021. Sono contenta di aver portato a casa la targa d'argento, la maglia d'oro e il mio 12° titolo di campionessa italiana. In merito alla competizione è stata una gara pessima sotto tutti i punti di vista, dichiara Giusy Parolino. Gareggiare alle 9 del mattino con tanto freddo, in una pedana dura e scivolosa e con dei giudici che ingiustamente, dice, mi hanno dato 3 nulli di caduta. La considero un'esperienza da archiviare. Dedico questa medaglia d'oro alla mia società e al presidente Maurizio Roccasalva e dedico il titolo di campionessa italiana al mio amato presidente Giorgio Roccasalva che ci ha lasciati qualche anno fa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.